Generazioni Consapevoli, oggi un interessante convegno qui all'Istituto Esseneto su quale tematiche importanti? Allora, oggi la tematica è le parole della genitorialità. È un momento importante intanto che siamo qua, siamo in un'altra scuola e stiamo lavorando in questo momento in maniera sul territorio, cercando di educarci su alcuni aspetti. Oggi ci fermeremo sul riflettere su quali parole e sul senso delle parole della genitorialità, quali parole e come queste parole incidono nell'educazione dei ragazzi. Diciamo che cerchiamo di offrire un servizio ai docenti e alle famiglie perché individuiamo ogni giorno dinamiche conflittuali che scaturiscono a nostro giudizio da un problema all'interno del ruolo genitoriale. Non sempre il ruolo genitoriale viene svolto come auspicato e noi non manchiamo di segnalare ai genitori i problemi, le defaillanze, le carenze, i bisogni dei loro figli e volevamo fermarci un momento per riflettere intorno ai tanti problemi che si collegano al lavoro di educare. Con un dirigente scolastico quando si presenta un caso particolare come lo affronta? Mi piacerebbe avere la bacchetta magica, intanto i problemi sono sempre diversi, non si presentano mai uguali, poi il quadro è sempre diverso anche per la natura dei nostri alunni che vivono un momento evolutivo. Diciamo che la prima cosa da fare è mettersi in ascolto, comprendere le ragioni anche di comportamenti difficili da gestire a volte, cercare di capire la radice di questi comportamenti e come docenti, come educatori cercare di ricondurre gli alunni che hanno spesso bisogno di una presenza forte, autorevole, di un momento di confronto con una figura adulta che sia capace di orientare i piccoli. Quindi direi che la prima cosa da fare, senza con questo dare una ricetta o avere la bacchetta magica, è mettersi in ascolto. Io sono molto contento di partecipare, intanto di essere membro di questa associazione perché il legame tra genitori, scuola e chiesa è un legame per me importantissimo. Essere genitori significa vivere un'arte particolare, essere artisti nel costruire la vita dei propri figli. E per questo tutte le convergenze, mettersi insieme in rete a costruire la loro vita, aiutarli a costruire la loro vita, diventa una cosa molto importante. Avete un ruolo importante in questo momento di grandissima difficoltà per la famiglia, per le tante problematiche che il tessuto sociale vive. Il ruolo importante ce l'hanno i genitori, in un contesto fluido, evidentemente anche la famiglia rimane fluida, per cui tutti i punti di riferimento, se ci sono, possono contribuire a costruire una personalità al meglio costruita bene nella direzione giusta dei valori, delle cose che contano e delle cose che valgono. Certamente è una situazione problematica, ma dobbiamo guardare l'aspetto della speranza. Insieme si può e i genitori possono trovare nella scuola e nella chiesa dei collaboratori. Dico collaboratori perché sono loro i protagonisti, noi siamo solo collaboratori. Credo che sia lodevole questa iniziativa dell'associazione Generazione Consapevoli perché il ruolo dei genitori, o direi il mestiere, forse i genitori forse è uno dei mestieri più difficili, ma nello stesso tempo i genitori hanno una grande responsabilità che è la vita dei loro figli e forse mai nessuno ha insegnato ai genitori come si fa ai genitori, no? E quindi riflettere su questo tema, interrogarsi su questi temi credo che sia un atto, come dire, importante ma anche di grande responsabilità. In un momento difficile appunto essere genitori oggi, no? È un momento difficile perché oggi la domanda è quali sono i genitori, nel senso che le famiglie vanno sempre incontro a innumerevoli mutamenti, non esiste più la famiglia patriarcale, la domanda è oggi di che famiglia parliamo, no? Assistiamo tutti a un quantitativo smisurato di separazioni, di divorzi, di famiglie disgregate, conflittuali e quindi ripeto, oggi una riflessione sulla genitorialità credo che vada fatta.